C'erano tutti al parco accanto alla piscina e al campo da tennis, esponenti politici collegati anche da Roma, titolari di centri sportivi e proprietari degli immobili destinati allo sport. Un grido d'allarme molto importante perché noi stiamo saltando per aria. Nell'ultimo di PCM siamo letteralmente spariti. Noi, imprenditori, e la filiera che sta dietro di noi. Cioè le utenze, i voucher che chiedono o i ristori che chiedono i nostri clienti, gli affitti, c'è tutta una filiera legata a noi che in questo momento è in sofferenza di rimando. Si sta assistendo al fatto che i proprietari degli spazi adibiti allo sport chiedono di lasciare liberi gli immobili. Imprese che saltano, quasi noi fossimo cittadini di Serie B. Questa è una cosa che è impossibile, non può esistere. E ancora una domanda fra tutte. Perché noi ci siamo accollati delle responsabilità di chiudere le nostre attività di impresa e questa responsabilità non viene condivisa tra tutti i cittadini? Io devo pagare lo scotto, io imprenditore del fitness, devo pagare lo scotto di una situazione che non è determinata da me. Io sono parte lesa, come sono parte lesa chi mi dà gli affitti, gli immobili in affitto, come i fornitori che non riesco a pagare. Chiedono di essere presi in considerazione. Io ormai sono nell'ordine del 1 milione di euro di perdita. Se io vado a calcolare tutto quello che è successo in questo periodo tra il mancato incasso dei clienti che non sono venuti e le spese che sto continuando a sostenere. Eppure le spese continuano ad esserci, ci racconta ancora che in quella piscina c'è 1.200.000 litri d'acqua. Non si possono fermare le pompe di filtraggio. Solo di energia elettrica spende al mese dai 5 agli 8.000 euro. Gli chiediamo quanto abbia preso finora dai ristori. Zero, si vede? Zero.